Buonasera, benvenuti, ben ritrovati a tutti e a tutte alla terza puntata della seconda stagione del Teatro a casa tua, la rubrica web del circuito ERT dedicata ai protagonisti e alle protagoniste della scena. Quest'oggi parliamo di uno spettacolo che vedremo prossimamente per la prima volta nei teatri del circuito, ovvero Temporary Show, in programma il 3 dicembre a Grado e il 4 dicembre a Polcenigo. Ne parliamo naturalmente con i protagonisti dello spettacolo, quindi benvenuti a Carlo Dal Paus e Giorgio Pustetto. Carlo e Giorgio. Oh, grazie, grazie. Ciao, Non siamo grazie. abituati a sentire anche i nostri cognomi, per cui Carlo e Giorgio, ciao, buongiorno a Ciao, tutti. buongiorno a tutti. Ecco. Appunto, che siete conosciuti come appunto Carlo e Giorgio, un duo comico con una brillante, molto lunga carriera alle spalle, ma appunto avremo modo di parlare del tutto il tempo che vi ha portato insomma in giro per tutta Italia con i vostri spettacoli, ma oggi parliamo di Temporary Show, uno spettacolo diciamo che si presenta diverso dal solito sin dal titolo e dal sottotitolo, lo spettacolo più breve del mondo. Che cos'è Temporary Show e soprattutto quanto dura? Preoccupata tu e gli spettatori. Allora, Temporary Show è un gioco, fondamentalmente è un gioco che però vuole anche essere un po' una riflessione, ecco, un po' così, sul nostro rapporto con il tempo. Ecco. Sì, con il tempo. E allora il gioco è quello di dire, ecco, quanto dura un attimo, ecco, perché Temporary Show lo spettacolo più breve del mondo, svegliamo subito che dura un attimo. Sì, e il problema è quanto ci mettiamo noi a spiegare quanto dura un attimo. E quindi diciamo che noi ci mettiamo un'ora e mezza per spiegare quanto dura un attimo, esatto, e quanto breve sarà questo spettacolo. Esatto, ecco. Abbiamo già spoilerato, però vabbè. No, che gli spettatori non si preoccupino, che i soldi sono spesi bene, che dice ma come abbiamo speso i soldi per uno spettacolo che dura un attimo? No, dai, insomma, durerà un'ora e mezza, anche di più. D'altronde, come diciamo anche noi, al pubblico, insomma, ne spendete 180 per una visita specialistica che dura lo stesso un attimo, insomma, potete stare anche a teatro per un attimo, insomma, anche per meno. Ovviamente questo gioco su che cosa si basa? Su qualche cosa che tutti conosciamo, che quando si sta bene in compagnia il tempo vola e quando ci si annoia o si è preoccupati il tempo non passa più. E quindi di fatto è anche un gioco proprio su questo, sul mostrare questi momenti in cui appunto che volano e come invece si rallenta e tra l'altro anche Temporary nasce ovviamente prima di questo periodo, che aiutami, c'è stato qualcosa in questi ultimi 2 anni c'è stato qualcosina che mi sfugge così. Ecco, e tra l'altro appunto anche questo è un buon spunto sul tempo, perché Temporary nasce proprio come simbolo della velocità, è un temporary spettacolo, lo spettacolo è già vecchio, dura pochissimo, proprio perché come accade nei temporary shop, i temporary shop durano, che cosa durano? Un mese, 2 settimane, esatto. Tutto è già passato dopo qualche settimana. E la stessa cosa vale per lo spettacolo, no? E qualsiasi attività che noi facciamo e soprattutto anche facevamo, cioè un ritmo e una velocità nel consumare le cose tale per cui appunto tutto è già vecchio. A volte si rischia di essere vecchi anche già noi. Sì, ecco. sì. Un'ultima cosa, anzi la volevo dirti, un'ultima no, perché non neanche stiamo salutando, no, rispetto al titolo. Perché stiamo già andando lungo. No, sì, è temporary anche l'intervista. No, rispetto al titolo, che alle prime repliche c'è stato qualche spettatore che aveva comprato il biglietto online che ha telefonato chiedendo ma quanto dura questo spettacolo, preoccupato di aver speso dei soldi per uno spettacolo che era il più breve del mondo. Ecco. Quindi è capitato, la realtà supera sempre la fantasia. Noi adesso ci tacciamo, va bene? Soprattutto così anticipiamo un po' la domanda del pubblico e quindi li rassicuriamo sul fatto che è uno spettacolo sul tema del tempo. Avete citato appunto i temporary shop, ma immagino che in un certo senso ci sia una riflessione anche su noi stessi, che in un mondo in cui tutto è veloce, tutto è temporaneo, ci sentiamo un po' precari. Tutto è precario ormai, il lavoro, l'equilibrio, il matrimonio, e noi passeremo in rassegna vari attimi della nostra vita nei quali tutto è mutevole.
Esattamente, e quindi senza adesso appunto essere una riflessione troppo approfondita e pesante. Sì, esatto, non dimentichiamo che parliamo sempre di uno spettacolo comico, per carità. Però appunto c'è proprio anche questo aspetto anche poi personale, che appunto la vita stessa, no, in fondo, una vita stessa va talmente veloce che davvero, no, e ci passiamo, sarà uno dei passaggi che faremo, ci ritroviamo proprio quasi vecchi anche in casa di riposo, peraltro. Esatto, e quello ci viene bene, insomma, quel pezzo là ci viene molto bene, dicono. Correndo velocemente verso il futuro, ma appunto abbiamo citato che lo spettacolo è composto da degli attimi diversi, ce ne potete raccontare uno? L'attimo, quello della stella cadente, per esempio. Esattamente, visto che avete fatto vedere anche, avete fatto vedere un'immagine di quell'attimo lì, che noi che contempliamo un cielo stellato. Ecco, questa coppia di fidanzati, di innamorati, che non quell'altra, questa qui è lo stesso, siamo spesso innamorati in questo spettacolo, perché l'amore appunto dura un attimo, a volte tutta la vita, a volte. Eccolo qua, questo attimo. Questa coppia che di fronte a questo cielo stellato sono nel parco, nella panchina, e vedono una stella cadente. Allora ecco, vedere la stella cadente è l'attimo in cui si può esprimere il desiderio. Certo. E allora subito lei, che interpreto io, chiede a lui, dice: che cosa hai espresso? Ma non posso dirtelo, perché sennò poi non si avvera. Ma no, ti prego, dimmelo. Ma no, perché sennò dopo non si avvera. E in pratica dice: e allora se non me lo dici vuol dire che non mi vuoi bene. Ma cosa c'entra non ti voglio bene? Ecco, vuol dire che non hai desiderato fare qualcosa con me, e insiste, no? Ecco, perché vuole che lui glielo dica, e insiste talmente tanto fino a che lui gli dice: e che pesante, il Superenalotto, va bene, ho desiderato di vincere 80 milioni di euro al Superenalotto. Anche lei reagisce e dice: ecco, lo sapevo, come se 80 milioni di euro fossero più importanti di me. Ma no, tesoro, ma che cosa hai pensato? Ma anche 40? Ecco, questa è una sagina. Così abbiamo fatto un altro piccolo spoiler agli spettatori che verranno a Grado e a Polcenigo. Abbiamo visto appunto alcune immagini dell'allestimento dello spettacolo, e appunto Temporary Show vede la regia di Joele Dix. Sì. Com'è stata questa collaborazione? Allora, molto bella, molto interista, sì, perché ci unisce, cioè, a me e Joele ci unisce ovviamente il tifo interista, ecco. Bella anche dal punto di vista umano, non solo artistico ma anche umano. Diciamolo, andava tutto a finire a tavola, E che cosa dire, ecco, che sembrano due cose anche che si contraddicono, invece di Joele disegniamo due cose di Joele, che da una parte lui è, tra l'altro lo conoscete, avete visto anche più di qualche spettacolo, insomma il pubblico friulano lo conosce molto bene, e da una parte è veramente, direi, puntuale, puntiglioso, quasi precisino, perfettino. Lui ti blocca anche su una virgola. Ti chiedi: ma perché fai quella pausa? Ma perché dici quella cosa? Vabbè, non so, una parola, dico ma perché dici ma? Ecco. e quindi diciamo che da questo punto di vista ci ha dato un po' di disciplina, forse. Esatto, ecco. Sì, sicuramente. E dall'altra, appunto, Temporary Show è lo spettacolo sul tempo proprio per lui, perché diciamo che ha qualche problema con gli orari delle puntualità. Diciamo che quando si è in teatro è molto preciso, il problema è quando si arriva in teatro. Insomma, è un po' un ritardatario, ecco, su certe cose. Ecco. Comunque, tornando a questo, è stato un gran lavoro tra Venezia e Milano, su e giù, insomma, ma soprattutto anche di disciplina, e imparare molte cose da lui su proprio anche il linguaggio, ma alla precisione delle parole, il significato, eccetera. Veramente sì. È stato un bel lavoro. E con noi ha giocato, appunto, come diceva anche Carlo prima, molto anche un po' di pulizia nel testo e pulizia nei movimenti.
Sì, perché come dicono tutti, per migliorare bisogna sempre togliere, sottrarre. Less is more. E di qui anche, insomma, una bella collaborazione, appunto sì, Gioele Dix ha sostanzialmente aperto molti dei teatri del circuito ERT nella scorsa primavera, dopo la chiusura dettata, insomma, dalla pandemia. Infatti, consentimi la battuta, Gioele noi abbiamo chiusi la porta perché eravamo appunto in palcoscenico allora, che il giorno del febbraio, il 24 febbraio del 2019, del 2020, scusa. Finimmo lo spettacolo e tac, basta, entrammo poi in chiusura. Ecco. Infatti il Friuli Venezia Giulia lo conoscete sia per vicinanza geografica sia per essere già stati ospiti di diversi teatri della regione. Avete qualche aneddoto legato appunto al pubblico del circuito? Ma no, poi io posso dire solo che, contrariamente a quanto si dice del Friuli, dei friulani, sul fatto di essere un po' chiusi, di non essere molto espansivi, invece appunto, contrariamente a quello che si dice, a teatro in Friuli abbiamo sempre trovato un riscontro di pubblico molto anche caloroso e molto ben disposto nei confronti dello spettacolo. Si vede che la gente è abituata ad andare a teatro e va a teatro proprio per star bene, per divertirsi. Ecco, poi ti piace questa ruffianata? Poi se ci chiedi qualche ricordo o anche rapporto personale con il Friuli, sì, cioè ad esempio adesso disvegliamo alcune cose. In realtà una parte di me, della mia famiglia, ha origini friulane, perché la parte di mio padre viene da Ravascletto, e quindi sono andato anche qualche volta a vedere il paese. Ravascletto, ecco, non è grande, però insomma e invece dalla parte della mia compagna invece si parla di Vernasso e San Pietro al Natisone, e ogni anno si va 2 o 3 volte, prendiamo la Gubana, facciamo il giro, andiamo a Madè. Insomma, siamo molto legati, ecco, a quei territori. Ecco. Bravo, abbiamo svelato anche questo. E quindi di riflesso anche lui è molto legato. Sì, ma non mi porta la Gubana, però diciamolo. Beh, peccato che con le date appunto sarete a Grado e a Polcenigo, anzi scoprirete dei nuovi luoghi, delle nuove zone del Friuli Venezia Giulia, assaggerete qualcosa di diverso, ci racconterete insomma cosa scoprirete. E appunto ricordiamo le date: voi sarete Contemporary Show il 3 dicembre all'Auditorium Biagio Marin di Grado e il 4 dicembre al Teatro Comunale di Polcenigo. Sì. E cosa volete lasciare un ultimo messaggio al pubblico, invitandolo a teatro, al vostro spettacolo? Di venire a teatro, perché se vi perdete questo spettacolo è un attimo, e invece è un'occasione per divertirsi, perché adesso noi abbiamo fatto una descrizione anche un po' complicata dello spettacolo. In realtà è molto semplice e è uno spettacolo che si gusta tranquillamente, che passa via veloce ed è molto divertente, naturalmente. Ecco, perché facciamo un po' i presuntuosi, ma non troppo, ironicamente, cioè venite perché comunque in questo momento tutti noi abbiamo bisogno di ridere un po' e di essere un po' più leggeri. Noi lo diciamo per noi, perché noi abbiamo bisogno di ritrovare il pubblico, assolutamente. E comunque in questo momento penso che veramente, lo ripeto, tutti abbiamo bisogno di ridere un po', ecco. E mi sembra la conclusione perfetta di questa chiacchierata, quindi io vi ringrazio, grazie a Carlo e Giorgio per essere stati ospiti del Teatro a Casa Tua. Grazie a te, Angela, grazie a voi dell'ERT. Grazie, ricordo a tutti coloro che ci hanno seguito che tutte le date e tutti i dettagli degli spettacoli sono online sul nostro sito www.ertfvg.it. Il Teatro a Casa Tua, tutte le puntate passate e anche quelle future sono sempre online per tutti sulla pagina Facebook e sul canale YouTube ERTFVG. Grazie a tutti, buona serata.